Benvenuti a Il Veneto in diretta, questo è il consueto spazio intervista. Nell'occasione incontriamo Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico al Consiglio regionale del Veneto. Ben ritrovata. Buongiorno, grazie per l'invito. Siamo ovviamente in una fase cruciale di avvicinamento alle elezioni regionali, però rimane un mistero la figura che rappresenterà il centrodestra quando il vostro candidato Giovanni Manildo ormai è in campagna elettorale dalla fine di luglio. Sì, ma diciamo che ognuno fa la propria parte e risponde agli elettori delle responsabilità che si assume. Noi abbiamo deciso di fare uno sforzo enorme di sintesi per individuare prima possibile il candidato alla presidenza in Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso, attorno al quale abbiamo costruito una coalizione ampia, la più ampia di sempre, e abbiamo già presentato il nostro programma agli elettori. Abbiamo le liste pronte e i candidati in campo. Il centrodestra, siccome ritiene che il Veneto non sia un territorio abitato da cittadini che hanno dei bisogni da essere soddisfatti, ma evidentemente un terreno di conquista, un poltronificio, si stanno occupando di questo e dunque non riuscendo a mettersi d'accordo stanno allungando moltissimo i tempi per rendere la competizione elettorale realmente tale, cioè animata e basata sul confronto tra proposte alternative. Fare una campagna elettorale con noi già pronti e senza l'interlocutore non è semplicissimo. Aggiungo però un elemento in più, perché un conto è la politica e un conto è la democrazia. Le elezioni si terranno il 23 novembre, è un fatto grave perché non si fonda sul giochi di potere, ma mina alle fondamenta appunto la partita democratica, quella più importante per una regione, che sono le elezioni regionali. Quindi diciamo che chi accetta questo gioco, cioè di far sottostare le regole democratiche al conflitto interno al centrodestra, io credo che non voglia bene a questa regione. Sì, non è un bello spettacolo quello che stanno fornendo, soprattutto da parte del centrodestra, in questo prorogare. Qualcuno dice, ma anche il centrodestra è ad una svolta, perché dopo 15 anni di Luca Zaia non ci sarà più Luca Zaia, però bisogna vedere se chi verrà dopo Luca Zaia vincerà. Allora, questa arroganza del centrodestra nell'approcciarsi a queste elezioni regionali si fonda esattamente sulla convinzione che qualunque cosa possano fare, tanto questa regione loro la vinceranno per sempre. Ecco, a me piacerebbe che questa sicurezza che loro hanno fosse smentita dalle urne per due ragioni semplicissime. Uno, il Veneto deve essere governato da chi vuole bene al Veneto e da chi si vuole davvero occupare dei bisogni delle persone che ci abitano. Due, guardate che non è sano per la democrazia non avere alternanza, andarsene via da un palazzo e sapendo tanto che poi si tornerà e si possono lasciare dentro i cassetti tutti gli scheletri che si vuole, non va bene. Penso che sia arrivato il tempo anche in questa regione che dentro Palazzo Balbi arrivi un'aria nuova, una proposta politica nuova, un progetto nuovo per una regione che deve cambiare, perché è finita la stagione di Luca Zaia e ha l'opportunità di costruire una stagione che guardi finalmente al futuro. Noi ci candidiamo per questo. Per concludere con Vanessa Camani, sarebbero tante le tematiche da affrontare, sappiamo le criticità, gli aspetti fondamentali anche della nostra regione, non ultima la sanità, le infrastrutture, però proprio per salutarci vorremmo puntualizzare due aspetti. Secondo noi ci sono gli estremi di un medesimo discorso che crediamo la nuova amministrazione dovrà affrontare in maniera piuttosto seria. Da una parte il decremento demografico, dall'altra l'emergenza anziani. Intanto sono temi che sono oggetto di questa campagna elettorale, saranno oggetto dell'intenzione e dell'attenzione della prossima amministrazione regionali, sono stati comunque discussi moltissimo in questa legislatura e sempre sono inascoltati da parte della Giunta Zaia. Quindi oggi affrontiamo questi due problemi che hanno una dimensione aggravata rispetto a quando si sarebbero potuti affrontare per tempo, e sono due temi che si tengono. Quando dicevo una nuova stagione, perché in questi 15 anni, da quando è arrivato e ora che se ne va di Zaia, il Veneto è profondamente cambiato sotto il profilo demografico, sociale, culturale, politico, produttivo. Ora bisogna raccontare, inventare, pensare e proporre un'idea di Veneto diverso che tenga conto dei fattori drammatici di cui lei ci parlava. Il decremento demografico e la progressiva invecchiamento della popolazione pone delle questioni cruciali di necessità di cambiamento. La prima, i servizi per gli anziani. Guardate che la nostra è l'unica regione in Italia che non ha ancora approvato una riforma delle case di riposo. Ci sono oltre 10.000 veneti anziani non autosufficienti che avrebbero bisogno di una cura di residenzialità e che non trovano posto nelle case di riposo della nostra regione. C'è un problema che riguarda la domiciliarità, le famiglie non sono in grado di poter assistere a livello domiciliare senza supporto gli anziani non autosufficienti. C'è un tema di emergenza casa.
perché guardate che per un anziano avere la possibilità di accedere ad alloggi a prezzi calmierati sta diventando ormai un dramma, problema che peraltro condividono con le nuove generazioni, quindi una questione intergenerazionale. E poi c'è tutto il tema del sistema sanitario regionale che, guardate, riguarda gli anziani ma non solo, e che si è fortemente indebolito in questi anni. L'azzeramento di fatto dell'assistenza territoriale, con oltre 600 zone carenti di medici di medicina generale, la chiusura progressiva degli ospedali di prossimità, racconta di un Veneto che sta arretrando. Noi su questo vogliamo cambiare rotta. Si chiude qui il Veneto in diretta, lo spazio intervista che ha avuto il piacere di dialogare con Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico al Consiglio regionale del Veneto. Un buon lavoro a lei in questa impegnativa campagna elettorale. Grazie ancora per l'invito. Ed ora la linea passa alla redazione di Veneto 24.